Però come dire, sta gente niente sottornata. Pronto? Buongiorno, chi è Gaetano? Sì, chi? Gaetano, buongiorno, sono Salvatore. Chi è quello? Salvatore d'America, come stai? Gaetano? Salvatore? Dall'America. Sono tornato dall'America, stai sempre a Villa Litirna tu. Ma io dico Salvatore chi? Salvatore Esposito. Ma scusa, ma è Gaetano? Ma chi è da voi? Gaetano, ma stai a Via Verdi 15 tu? Eh, E allora sei proprio tu, accompagnami. Salvatore Esposito. A quanto tempo, Gaetano? Gaetano, che stai facendo? Fammi sentire se chiudi in Io pensione. sto a casa mia perché sono rimasto da 2 mesi, sono rimasto solo, vedi, perché mia moglie è morta. Mamma mia, Carmine, Gaetano, e che era cominciato pure con un sorriso, tu mi vieni a raccontare sti fatti. Beh, si può fare, ma io ancora non ho capito esattamente. Gaetano, Salvatore facciamo una bella Esposito. cosa. Io sono tornato in America e visto che sei rimasto da solo, io ti vengo a trovare. Bene, ma lo sai, mo tu. No, mo sto a Napoli, oggi non posso venire, già a trovare prima in Succi, a Riccardo, a Pascale, a Maria, poi c'è a casa di Gianni Marina. Sì? Gianni Marino, sai Giovanni Marino, chi è San Giorgio, comico? No. Come, non sai proprio niente, sai proprio più a nessuno. Tu forse guarda, amico mio, tu forse mi dai un nome per un altro, io non mi ricordo di te, Salvatore Esposito, un nome. Gaetano, io ti posso dire solo una cosa, ma tu dico con cuore in mano. Mi stanno tormentando, ma la pensiero. No, Però- di essere ottimista, voglio. Guarda, ci sto provando in maniera, ma sono tornato qua e nessuno sa ricorda di me. Oi, tu per esempio, non ti ricordi di me. Io adesso pure presidente mi ricordo, ma poi no, perché no. Ma mo quanti anni tieni, voglio sapere, Gaetano? Ti tengo 82 anni. Vabbè, ma sei ancora guaglione, Gaetano. Ah sì, A che età? Gaetano, io ne tengo 76. vorresti scendere pure a te. Ma anche di più, va. No, fammi sta quieta, che se hai prospettive che nessuno sa ricorda di me, è meglio che muore rimane. No, perché gli dai. No, sto triste, Gaetano. Come ci siamo conosciuti e te, fammi capire. E chi sa ricordi, tengo pure l'arteriosclerosi. A me mi è rimasto solo sto blocchetto con tutti i numeri dei compagni quando stavo qua all'Italia. Salvatore Esposito, ma facevo ferroviere tu. O ferroviere facevo. A Via Livorno. Allora, è a Villa Literna, ma tu stivi a Villa Literna, no? Come no? Gaetano, ma tu facevo ferroviere a Villa Literna? Ti ricordi pure un bertinaggio? Umbertini Ra, aspetta una compagna bella, noi siamo una famiglia. Salvatore Esposito, ma Come amare sta lontana, si ne va quando tiene a Umberti Race. Ma era bello Umbertino, eh? va buone, che fine ha fatto, Umberto? E dimmi una cosa, Gaetano, dimmi una cosa, ma Umberto, viene ancora Umberto? Sì, spiegate qua, io ti hanno fatto la morte a un ieri. Abbiamo fatto l'amblea, meno male che non mi sono sposato, sennò morivo pure moglie. E capì, facevamo tutte e tre, facevamo i vedovi a lei. Gaetano, si sembra la stessa bella persona che ci ha lasciato tanti anni fa. Dopo ti manda un bertinaggio, non si ricorda meglio. Sì, domanda a Umberto, però dacci a dicere una cosa, Gaetano, una cosa, io sono tornato in America e l'unica cosa che tengo sono una cosa di soldi, quindi quando andiamo a mangiare fuori già papà io. Noi ti ringraziamo. Non da caccia manca un euro da caccia! Va buone. C'hanno a vedere tante chillovine che alla fine ci hanno a venire a pigliare fino a Giuseppone a mare. Voglio sapere, ha già papà l'autista, con una grande Porsche Carrera. Solo che quelle due posti, ero cazzo ci metti. Sì. Salvatore Esposito. Salvatore Esposito. Senti, dimmi una cosa, dimmi una cosa. Ma a Pascale, tu ricordi a Pascale? Ti Pasquale. E come facevi con il nome Pascale? Punzo! Pascale! Come non mi ricordo. Allora sì, proprio tu, ma Stefano Turmantanni, ma la pensiero. Aspetta un attimo, pronto? Pronto, Gaetano? Gaetano, prima una cosa. Ma a Riccardo, tu ricordi a Riccardo? Riccardo Muretta. No, Muretto pure Riccardo. E quando è morto Riccardo? Molti anni fa, 20 anni fa. Che brutta cosa. Ma allora mi leva una ritta, è morto con una brutta cosa.
Sì. Oh, mannaggia Maria. E dimmi una cosa, giusto per sapere, a Tonino, ti ricordi a Tonino? Tonino cosa, le forme. Le forme, Tonino cosa, come si chiama il cognome? Salemma, no, no, come si chiamava? Tonino... Non mi ha discutato prima, Ma stanno dormendo malati. Tonino, appena fatto perché poi non ci siamo visti più. Non ci siamo visti più, ci siamo persi visti, ma ti dico la verità, io sono stato in America. Ha già cominciato con un carrottino e gli hot dog. Hai presente che li panini casa si c'è? Ti già dice la verità, sono stato buono. Ha già fatto una cosa sorda, poi bella e buona. Acchiappai a una signora, una vecchia americana. Si chiamava Margaret. Appena Margaret Maretta gli facette una cosa sorda perché stavano buona a sorda. Tonino dice che la crisi tu. Ehi, Tonino Rudi! Aspetta, ma stanno dormendo animali. E che può fare su cose che capita? Senta, io mi managgia io, però sono troppo contento che t'hai riuscito a salutare. Quando vieni a vieni qua, ma ci incontriamo con un bertinaggio. Saranno piacere, però prima ti già domandare una cosa, prima di finire. Ma Giovanna, che fine ha fatto Giovanna? Giovanna, che Giovanna? Come si chiamava? Aspetta. Giovanna, cosa là, il faceva un po' a capire. Bravo, che sei un po' a capire. Giovanna, non l'ha già visto più. Non l'ha già visto più. No, fino a poco tempo fa, faccio che arrivo. Ma chi le pure era ragionitori, però? No, il era roba casoria. No, era Casori. Aspetta un attimo, poi Giovanna l'ha fa. Ma stanno... Giovanna cosa? Come amare Candide lo ricordo. Santino, a Franchini, chi è? Candide, lì, sei un po' a capire. Lì, Coppa Cabine pure. Sei venuto un po' a capire. No, pure Giovanna molto. di Fiore. Ah, mo sì, Giovanna. Giovanna stava in Coppa Cabine. Giovanna di Fiore, sei un po' a capire, sì, pure Candide. Candide è morto. Mannaggia Santino Giovanna di pure. Fiore non l'ho visto più da diverso tempo. Giovanna Fiore è parecchio che hanno visto. Coppa Candine. Sì, ne mo t'ha già lasciato. Questo era già io, già in Coppa Cabine. Mi ha fatto troppo piacere e mi raccomando, prima che torno a tutti sti amici, abbracciamille forte, ti voglio bene, aita, ti voglio bene. Pure a te, anche se ancora non... Comunque, chiunque sia, perché uno che sarà vera è una praticalità, io ti voglio bene a tutti quanti. Anche io, Gaetano, un bacio forte. Non ti preoccupare, l'importante è che ci volimmo bene, perché un mondo è sporco, Gaetano. Buone cose. Pure a te, ciao, Gaetano.